Procedono a pieno ritmo gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di quello che diventerà il centro culturale Art Castle nei pressi dell'omonima piazza in piena passeggiata archeologica. I locali di proprietà del Parco archeologico della Valle dei Templi sono tornati alla gestione pubblica da alcuni anni e saranno destinati a diventare il primo centro per la realtà aumentata in città. L'obiettivo primario è quello della valorizzazione delle rovine del Tempio di Zeus, oggetto, come noto, degli interventi di musealizzazione di uno dei telamoni. Si punta a realizzare all'interno un'offerta scientifica unica nel suo genere in città, con una visita virtuale di quello che fu il grande dei templi dell'antichità. Per la parte scientifica il parco ha stipulato una convenzione con il Dipartimento Cultura e Società dell'Università degli Studi di Palermo. I locali, una volta completati, ospiteranno però anche un caffè letterario. Sarà inoltre fruibile la grande terrazza che si trova sul tetto dell'edificio che si affaccia sul Tempio di Ercole. Gli interventi sul futuro centro culturale però non saranno gli unici previsti in quell'area. Sarà infatti oggetto di manutenzione anche il piazzale e sarà creato un varco diretto per accedere all'area dell'altare del Tempio di Zeus. Il progetto, rispetto al quale abbiamo deciso di stanziare energie e risorse, ha dichiarato il direttore del parco Roberto Sciarratta, ha un duplice obiettivo: trasformare quella struttura in uno spazio per preparare il visitatore e consentirgli di approfondire la visita alle rovine del Tempio di Zeus, avendo finalmente piena consapevolezza di come doveva apparire il monumento e creare un caffè letterario, uno spazio dedicato all'arte e alla cultura che sia a disposizione degli agrigentini e dei turisti. Questo associato, afferma il direttore Sciarratta, agli interventi sul piazzale Art Castle offrirà un'area totalmente nuova alla città e non solo, che renderà la visita della Valle dei Templi ancora più immersiva. I lavori sull'edificio saranno completati nella prossima estate e quelli sul piazzale e sul nuovo varco entro il prossimo autunno. Abbiamo pensato di indirizzare risorse per fare diventare il fabbricato ex posto di ristoro un centro culturale, e lo abbiamo fatto da due punti di vista differenti. Il primo cercando di ridare maggiore conoscenza di quell'area del santuario, il cui innalzamento del telamone è stato il primo passo, ma il secondo sarà che all'interno del fabbricato chiamato Centro Culturale Art Castle ci sarà la realtà aumentata di quell'area. Con una convenzione fatta con l'Università di Palermo si avrà la possibilità di conoscere in anteprima quella che poi sarà una visita attraverso la piazza Art Castle, che sarà collegata con l'altare di Zeus e quindi immediatamente nell'area del santuario. In aggiunta abbiamo realizzato anche un piccolo punto di ristoro che sarà disponibile per attività di tipo caffè letterario, di incontri che riguardano il mondo dell'arte e della cultura, che sarà possibile realizzare da quest'estate in poi nella piazza e nella terrazza del fabbricato, che abbiamo reso visitabile e quindi pronta ad accogliere ospiti che potranno da lì non solo dissertare sull'arte e su altro, ma avere una visione del Tempio di Ercole e dell'area di Zeus impareggiabile.